tutti, signore e signori. Signori e signori, buonasera. Io nuoto da 3 anni e mezzo e quest'anno appunto ho avuto la soddisfazione di essere convocato per i mondiali che si terranno in Messico. Più di così. Siamo 13 convocati. 13 convocati in tutta Italia e uno di Bibbione, quindi noi siamo, oltre che essere orgogliosi e felici, siamo anche sicuramente tutti pronti per fare un gran tifo per il nostro amico e grande Antonio. Grazie veramente a Riso Buon Sangue, perché credo che bisogna prendere la vita sempre con il sorriso, perché insomma poi Alice è fatto anche di questo, no? Si illumina il tuo viso, ti manca un po' il respiro, ma rido e il riso fa buon sangue. Ti chiedo scusa, ma pensavo di averle ingrandito tutte, invece... A pillola anticonvenzionale, tesoro. Intanto si chiama anticoncessionaria, Manifestazione riso da buon sangue, mi raccomando lì, perché qua se no sangue viene cattivo e l'antico non lo vuole più. A me un po' di cielo mi fa venire in mente soltanto Bossi. No, mi chiedo perché non mi vergogno di dirlo, faccio il comico per i soldi e lavoro nella telefonia per passione. Lunedì alle 3, sicuro, gli ho detto, ho capito, buonasera, buonasera. Molto breve. Veicolo A, C3, nulla. Veicolo B, A4, colpita. Ma perché quelli che vanno al mare si chiamano bagnanti e quelli che vanno in piscina perché non si chiamano piscianti? A Paolo? Faro! Io no, ecco, non me l'aspettavo. Tutti bravissimi. Vince il premio primo anno, il premio Lino Toffolo 2017, Marco Sforzi. Sei contento? Molto, e non me lo aspettavo, devo dire che mi fa veramente piacere. Cristiana Maffucci! Io sono una molto teatrale, per cui il web mi sta disorientando, però sì, grazie. Oltre 9 milioni. Vabbè. Terzo posto, Riso a Buon Sangue 2017 va alle Cicale! Wow! Secondo classificato, quindi vince la Davide Spolla! Voglio ricordare che Vince il primo premio Marco Sforzi! No, io ho fatto l'autista a lei. Viva sempre la